Buon pomeriggio signori, io sono Lord Perso e malvenuti in un'altra puntatona ormai, mi verrebbe da dire, di Round 2 Total War. Perché puntatona? Perché ragazzi, siamo in una situazione di overestensione, diciamo, del territorio, quindi noi abbiamo tante legioni che riescono a coprire tutto il territorio, perciò ogni mossa che facciamo dobbiamo ben ponderarla e anche incrociare le dita che vada tutto bene. Sicuramente in questa puntata vedremo l'attacco a Toletum. Dopo lo sbaraglio nella puntata precedente delle due legioni che ci hanno attaccato, ora possiamo andare a prenderci Toletum. Come vedete un esercito la sta già assediando, ma non è sufficiente per prendere da solo la città, il paese. Abbiamo bisogno anche del secondo esercito che arriverà a breve. Non so se riuscirà in un turno, vedremo, speriamo di sì. Invece la situazione a nord è abbastanza tesa perché sono andato in ultima battuta a difendere i paesi con i quali io ho a che fare del nord, che io sono andato a liberare. Perciò adesso, vedete, sono un po' in guerra con tutta la parte a nord dell'Italia e spero non mi dichiarino guerra anche su Ebi, se no qua ragazzi mi tagliano completamente, non avrei neanche regioni di supporto, quindi bisogna stare molto molto attenti a questa cosa. Inoltre i nostri cimbri ci hanno penetrato in questa zona e sembra vogliano attaccare Mediolanum, che è abbastanza ben difesa, però ragazzi, con un esercito di 20 uomini, ok che alcuni effettivamente sono danneggiati, però insomma, ho qui una legione di difesa, però non so se riuscirà poi a difendersi. E qua invece faremo, scusate, un uno contro uno, sperando che i nostri amici qua ci vogliano aiutare, i nostri alleati, ma non lo so. Vedremo nel prossimo turno come andrà avanti la partita. Mentre invece qua in Africa finalmente ci stiamo dando una mossa. Non ho full stack, però comunque ho due legioni abbastanza piene e dovremmo prendere Capsa e portarla dal nostro lato. Questa è l'idea. Dopo aver catturato Capsca, anzi diciamo che più che catturato proprio liberato, eh, l'obiettivo è o Cartagine o Garamanti. Adesso vediamo. Ma Silesi sono troppo lontani per poter andare a prenderli, secondo me, con queste due misere legioni. Io direi mettiamo in sicurezza questa parte qua, tanto l'Egitto bene o male non ci considera suoi nemici, per ora. E scendiamo di qua, mettiamo in sicurezza e poi portiamo tutto in questa direzione. Se tutto va bene, poi avrei in un futuro avrò anche magari una legione che potrà scendere in questa direzione, quindi insomma, darci una mano. Va bene, dai, basta parlare, giochiamo, vediamo un po'. Manca un aggiornamento di un... Ah, ok, di un personaggio. Diamo sicuramente un boost all'economia. Pressione fiscale assolutamente. E... trasformazione culturale potrebbe essere buono. Va bene, facciamo così. E direi che ci siamo, direi che ci siamo. Io in realtà potrei anche toglierlo da queste zone, in realtà, perché non so effettivamente se mi genera così tanti introiti, eh. Fatemi vedere un attimo. A parte che il carico fiscale potrei anche aumentarlo, e portarlo almeno a normale, in modo tale da avere più denaro per foraggiare le nostre varie campagne, perché adesso ne ho bisogno. Però mi sembra che siano tutti più o meno felici. A parte, esatto, a parte alcune città, magari potrei esentare queste provincia. Sì, comunque a meno 6, non è che cambierebbe più di tanto. Va bene, qui abbiamo comunque una legione di supporto, casomai la andiamo a utilizzare. La andiamo a utilizzare, casomai. Che questi non mi fido, non mi fido dei cinghiali. I cinghialoni. Allora, mentre invece la mia spia adesso dovrebbe fare un bel giro e andarsene appunto di qua. Andiamo, spostiamoci. Perfetto. Ok, dai, finiamo il turno e vediamo un po' cosa ci riserva il futuro.
Intanto vedo che il mio pane sta a scendere, eh. Ok, ragazzi, guerra. Ovviamente loro non entrano con noi. Va bene, siamo in vantaggio nonostante loro siano comunque degli ottimi soldati. Guardate quanta esperienza hanno. Noi ce l'abbiamo, ma effettivamente non come loro. A cavallerie siamo messi pari. Loro credo che abbiano delle... no, sì, sono con le spade, ok. Uomini di a terra. Mi sa che ne abbiamo più di più noi. Mi sa. Ne abbiamo molto più tiro. Vabbè, vedremo, vediamo un attimo, dai. Poi io la gioco, se è bella ve la faccio vedere, se no come sempre ve la taglio. Però, credo che questo giro meriti. Vediamo un po'. Ottimo, un'ottima battaglia vinta, ragazzi. Non sono stato qui a farvela vedere perché di base era una battaglia abbastanza easy. Quindi, raga, il resoconto della battaglia qual è stato? Abbiamo fatto un numeroso danno alle loro armate, come vedete. Mi sono concentrato un po' più sul generale, quindi sono sopravvissute un po' più di persone, nonostante appunto la schiacciante superiorità. D'altronde la collina che avevo preso ci ha fatto vincere la battaglia, quindi sono molto molto contento. Allora, potremmo rilasciare i prigionieri, schiavizzarli o uccidere i prigionieri. Io direi che a sto giro li uccidiamo perché non si devono permettere di penetrare all'interno delle legioni. Intanto ho visto la loro legione che è uscita. Ah, qua ci danno battaglia, ci chiedono battaglia. Non capisco perché sono in netta perdita. Cioè, non mi sembra di avere un esercito così brutto. Sì, non è al massimo, però ci danno battaglia. Tra l'altro, forse la mappa è sul fiume. Non hanno tanto tiro. Sì, hanno 4 unità abbastanza forti in realtà, però non hanno tanto tiro. Io potrei sacrificare qualche legione effettivamente per poter prendere... Per poter... Ecco, non ho la cavalleria, ne ho solo una. Ne ho solo una per 4, però in realtà se ci unisco il generale, bah, si potrebbe anche giocare, effettivamente, questa battaglia qui. Dai, giochiamocela, ci giochiamo anche questa, vediamo come va. Ok ragazzi, allora, non vi faccio vedere la battaglia perché è stata veramente brutta, perché l'intelligenza artificiale ha giocato veramente male. Comunque, questi sono i risultati. Mi hanno schierato 2100 uomini, mi hanno persi 300, loro ne hanno schierati 3002, ne hanno persi 2006. Quindi ragazzi, veramente grande, grande gloria per Roma. Soprattutto è stato un massacro nel momento in cui sono scappati. Lì veramente eravamo al centro della mappa, li ho inseguiti con le due sole cavallerie che avevo, più tutte le altre unità piedate abbastanza veloci, ed è stato un massacro veramente. Bene, 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 sono proprio contento anche di questa battaglia, dai. Benissimo. Mamma mia, abbiamo distrutto tutta la forza rimanente, mi sa che non avremo neanche più bisogno dell'altra legione. Noi adesso lì ovviamente li andiamo ad uccidere tutti. Non facciamo prigionieri. E al prossimo giro Uttoletum è nostra. Attenzione. Ok. Ok, ok. Allora, qui mi chiede di partecipare alla guerra contro i Seleucidi. Me lo chiede Pergamo? No. No, ragazzi, non si fa. Ci dichiara guerra. Sapevo io. No, non chiedo aiuto. Sapevo io che ci volevano attaccare. Eh. Questa sarà una strage. Io ho solo 3 di loro e una cavalleria. Ma possiamo tentare, ragazzi. Possiamo tentare, però sarà veramente difficile.
Ma va bene, allora la giocherò, ma non so se la vedrete perché probabilmente non sarà una grande battaglia. Anzi. Allora ragazzi, hanno vinto di superiorità numerica, ci sta. Inutile farvela vedere, vedete, avevamo 1600 uomini schierati e ne abbiamo persi 1100. Loro ne avevano 3000, ne hanno persi 700, quindi vabbè. Hanno perso principalmente cavallerie e qualche reparto da tiro, ecco. Brutta fine per la città di Narbo. Speriamo non ce la conquistino. Brutta fine. Maledetti, c'erano due legioni. No, raga. Con due legioni ci attaccano. Infami. Infami. Un patrizio ha acquistato gli schiavi nella Scizia. Naturalmente i plebei sono molto diffidenti e ben presto una folla si raduna intorno alla casa del patrizio chiedendo allontanamento degli stranieri. Io direi... Porta più usciti, no. Usiamo la forza per disperdere la folla. Una morte onorevole, è morto il nostro generale, una nostra figlia è diventata adulta, abbiamo diserzione, secessione. Wow ragazzi, che turno. Che turno, un macello ragazzi, un macello, il macello del macello. Wow ragazzi. Wow wow wow. Allora, se non altro abbiamo tanti soldi a questo giro qua. Mamma mia ragazzi, abbiamo tanti soldi, ma un bel casino in casa. Questo generale qua potremmo spazzarlo via velocemente. Questi a questo punto andiamo a sabotare l'esercito. Ah, nuova insegna. Fallimento istruttivo. Però a me serviva che fosse... facesse il suo compito. Io direi di portarli indietro. Wow. No, raga, aspettate. Secessione. No. Proprio secessione. Cioè, wow, ragazzi. Allora, la parte spagnola romana è andata in secessione. È andata in secessione. Abbiamo perso una legione. Bel casino. E ci troviamo anche soli. Devo raggiungere Tarraco. Mamma mia, che casino, ragazzi. Madò. Che casino. Non sono riuscito a contenere la secessione, ragazzi. Bel casino. Adesso dove vado con questa ragione? Devo tornare indietro. Torniamo indietro. Bel casino. Un bel casino questo, ragazzi. Quindi andiamo a recuperare velocemente la città. Ma io li manderei ancora contro questi, vi dico la verità. Magari unisco queste due. Così. Però li manderei ancora a combattere. Ok. È un bel casino. È un bel casino. Wow, madonna, ma quanto costano i Pilum adesso? Veramente tanto.
Ragazzi, qua adesso ci dobbiamo pensare. Va bene, dai. Vediamo il prossimo turno. Vediamo come siamo messi a livello politico. 7-20. Adesso perlomeno non abbiamo problemi di secessione. Qua abbiamo perso un casino di città, ma soprattutto un casino di uomini. Posso assumere dei mercenari, ma non mi servono. A Tarraco devo assolutamente creare una forza. Assolutamente. Quindi la ripristiniamo. Direi che questo è migliore, quindi. Anche pretoriani, per una difesa salda della città, però io direi che prendiamo il nostro generale. Ah, non ho truppe. Non ho truppe e loro in un turno sono qua. E io non ho niente. Ah! Bella cavolata che ho fatto. Mettiamolo fuori dalle mura. Solo 3 ne posso prendere, figurati. Vabbè, prendiamo 3 spade. Maledetti. 1 hour later. Allora, ci ho pensato un po', ragazzi, e effettivamente conviene fare 3 scelte diverse. Allora, la prima scelta che farò sarà quella di portare l'economia, la pressione fiscale a un gradino leggermente superiore, almeno per un turno, in modo tale da avere un bel po' di denaro per poter creare delle legioni, anche se a questo punto il mio problema non sarà più il denaro, ma sarà il manpower. Però va bene, dai, vediamo di risolvere il problema. Mediolanum sì, è abbastanza corazzata come città, quindi qualcosa dovrei riuscire a prendere. Ehm, allora, l'idea è di recuperare Narbo il prima possibile e prenderci anche Tolosa, quindi fare 1, 2, 3. La secessione qua potrebbe essere qualcosa di veramente brutto per noi, ma questo cosa vuol dire? Stesso sangue, ok, stesso sangue, però stesso sangue, ma siamo in guerra e non c'è modo di non ci danno neanche la pace neanche qua. È un bel macello, ragazzi, è un bel casino, è un bel casino. Allora, è un bel casino, è un bel casino. L'unica cosa fiera è che possiamo prendere Capsa velocemente. Per il resto è tutto un bel casino. Allora, direi che le unità qua, 3 per difendere la città, non serviranno probabilmente. Risparmiamo un po' di denaro per questo turno, per creare delle nuove legioni da prendere qua. Ne prendiamo 2 a questo punto e basta così. Non abbiamo soldi per prenderne altre. E poi dobbiamo occuparci prima delle problematiche qua interna. Allora, facciamo un upgrade alla cavalleria. 10, 9. Sì. Sì, facciamo un upgrade qua e un altro upgrade qui. Ok, almeno abbiamo le cavallerie che sono potenziate al massimo. Potrei anche fonderle, a dir la verità, temporaneamente, in modo tale da avere delle unità abbastanza forti. Però mi si curano in realtà in fretta. No, dai, andiamo ad attaccare questi e vediamo un po' cosa ci dà il computer. Ci dà vittoriosi. Loro hanno tante unità forti danneggiate, altre no. 2 di arcieri. Direi che ce la possiamo giocare questa. Adesso, allora, perché se io vado a vederla, ma qua troppi pochi, troppe unità. Dai, ce la andiamo a giocare, vediamo se ve la mostro o meno anche questa. Se ne vale la pena, ovviamente. Ok. Va bene l'asciutto. Abbiamo tanto tiro noi a disposizione. Siamo. Ce la giochiamo male. Però se riusciamo a prendere questa parte qui, e dovremmo, perché siamo noi in attacco. Ok, siamo pronti per partire. Iniziamo.
Andiamo subito a occupare questa montagna. E con questi ci spostiamo qua. Adesso dovremmo riuscire a vederli. O perlomeno intravederli, ma ancora non li... Eccoli. Sono in altissimo loro. Altro che... testuggine. Li portiamo in avanti. Testuggine avanzata. Loro magari li spostiamo tutti qua, che sono in un punto leggermente più alto. Questi li teniamo qua sopra in cima alla collina. Io di arcieri loro non li vedo. Eccoli. Andiamo un po' più in qua. Ok. Andiamo avanti. Attenzione. Stoppatevi. Calmi. Ok. Andiamo su anche con questi allora. È un bel macello, guardate, guardate la posizione, ragazzi. È un bel macello. Lo continuano a tirarci. 150, però non subiamo, apparentemente non subiamo danni. Mi piacerebbe avvicinarmi un po', ma... Ok. Ok, primo impatto, attenzione. Ragazzi, tirate. Ok, partiamo con la cavalleria. Troops awaiting orders. Principes, melee infantry. Pull back. Fire. Orders, commander. Battle ready. Ok, andiamo all'attacco. Ready for duty. Principes, Romans ready for duty. We await orders. Ok, adesso ci prendiamo gli arcieri dal dietro, perfetto. Velites. Wow. Ok, ottimo. Ok, andiamo a scompaginare un po' tutte le truppe. Ok, queste sono in difficoltà. Non so se riuscirò ad aiutarle. Ok, queste sono collassate, perfetto. Bene. Bene. Ottimo. Andiamo a tirare in mezzo qua. Ok, tutti qui. Ok, ottimo. Qua ho iniziato a finire munizioni. Ci spostiamo da qui. Andiamo a dare una mano in questa parte. Ok. Andiamo a tappare qualche buco. Ok, perfetto. Ok, ottimo. Ok, andiamo avanti. Proud Romans all, look for glory, Commander. Orders. Attack for Rome.
Ok. Ne sta attento il generale, perché è un po' messo male. General! Non troppo, ma un pochino. Principes! Ok, però sembra che stiamo andando bene. Now! Andiamo a rinforzare questo lato ancora, Now! visto che qua gli uomini ci sono. Battle ready! Kill! 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 At loose! Ok. General! Troppi danni. Forward! Troppi danni. Tiriamo una fucilata a quelli. Romans Andiamo avanti. Principes! General! Ok. Andiamo a prendere questi. Ready and waiting. Glory to Rome! Ok. We await orders. Ok, ok. Dai, dai, ragazzi. Fire on the enemy! Ok, questi sono andati. Vediamo di prendere anche questi. Magari separiamo un attimo le cavallerie. Giusto, c'erano anche questi che me ne ero dimenticati. To engage! Missile infantry! Heavy cavalry ready and willing. Advance at speed! Quickly now! Legatus! Ok. Legionary cavalry! Facciamo l'inversione. Ci buttiamo dentro in battaglia. Velites! Ok. Principes! Jupiter gives us strength! Ok. Ok. Charge! Noi combattere in difesa non è il massimo. General! Qua li hanno beccati, perfetto. Ok. Torniamo su. Saranno stanchissimi i miei uomini, però va bene. Cosa dobbiamo farci? Awaiting targets! Niente, non possiamo farci niente. Andiamo contro questi. Velites! Ok. Questi qua sotto. Your orders? Melee infantry ready. Velites! At quick march! Break commander! Fire! Ok. Ah, le tre cavallerie. Torniamo indietro. Advance! Torniamo indietro. Principes! Ok. General! Perfetto. Quickly now! Your orders! Heavy horse at your command! Forward! Ci spostiamo. Ready! Advance! General! Un boost. Your orders? Missile infantry! The charge! Sons of Mars! Principes! Vai ragazzi. Oh, che barbe questi. Quickly now! Hoplites ready! Advance at speed! Brave Romans to a man! Mamma mia ragazzi, guardate questa scena. Mamma mia. Devastante. Devastante. Cavalry! Sons of Mars! The brave ready for order! Ok. Riders! Your orders? Andiamo su. At speed! Legatus! Glory awaits! Missile infantry at your command! Principes! General! Advance! Ok, qualche uomo l'abbiamo fatto fuori. Engage! Legionary cavalry! Hoplites! Charge! Orders ready and waiting. Ok. Legionary cavalry! Forward! Orders. Your orders. Legio Parati! General! As riders advance! Riders at the double! Hoplites ready! Legatus! Understood!
As you command. Hoplites! Principes! Engage! Yours to command. Attack! Orders! Mars! Butto non sfarfallire, va bene? Ok. Glory! Hoplites ready! Legatus! Commander! Ready and waiting. Your orders? Proud Romans all! Principes! Hoplites! Ok, continuiamo la battaglia. Legatus! Guardate ragazzi, che strage. Che strage. Che strage. È stata molto difficile questa battaglia. Avevano un fortissimo vantaggio. Comunque abbiamo perso un bel po' di uomini. 760. Purtroppo ne abbiamo persi tanti. Cercheremo di farli riposare e di far recuperare loro le forze, sperando che sia una cosa giusta da fare. Loro comunque 2000 perdite, quindi insomma, una bella batosta hanno preso. Forse distruzione totale dell'esercito, vediamo. Ebbene sì, ebbene sì. Ebbene sì, sono proprio contento di questa morte totale. No, li uccidiamo, che non voglio avere problematiche. Perfetto, sono contento. Vediamo se riesco ad aumentare. Allora, il mantenimento lo abbassiamo. Velocità di reintegro, assolutamente aumentata. E il morale, l'ordine pubblico. Io direi l'ordine pubblico, perché adesso dovremo tornare indietro e stabilirci qua. A meno che non vogliamo... Cosa fare? Cosa fare? Cosa fare? Ready for battle! Questi sono pochi, sono 7. We hunger for battle! È che io ho legionari veramente a pezzi. Ho questi. At your Io ho tanto tiro, però il tiro ce l'ho buono. Ma non possono andare in battaglia questi legionari qua. Ci ritiriamo. Tanto alla fine loro sono 7. Non credo che siano in grado né di prendere... No, esatto, 12. No, ok, va bene. Torniamo indietro. E andiamo in città a rinfocillarci. commander! Perfetto, ottimo. Ottimo, ottimo. At your command! Loro potrei comprare qualche scudo, milizia, eccetera, ma no, grazie. Ready for orders! Potrebbero prendere un po' di unità da tiro loro, effettivamente. At your command! Gliele potrei dare. Mentre tanti miei recuperano. Gli do queste 4 unità da tiro, che non sono sufficienti però. Allora, lo scorpione me lo prendo. E facciamo questo scambio. Commander! Ok, lui ha meno unità da tiro, però ha uno scorpione che vabbè, boh, magari serve, non lo so. Gli diamo l'addestramento militare a lui, We hunger for battle! così guadagna di più. Ok, unità da tiro adesso ce li ha. C'ha anche gli spadaccini, quindi questa è una buona legione. È una buona legione. 375. Ce la faccio a fare un up di 2. Oppure qua 405 è solo una. Solo una. Qui invece come siamo messi? Allora qua ragazzi, io probabilmente allora, se perdo Tarraco il prossimo turno, qua bisognerebbe demolirlo. Vabbè, lo lasciamo, dai, tanto cosa cambia. Allora, se attacchiamo Saguntum, che sarebbe forse la cosa migliore, visto che ho tutte queste unità da tiro. Saguntum, 15, cacchio. 15 sono tanti, Ready for orders! Ci sono tanti. 3, 3, 6, 10, 10, 10, 11, più 4 da tiro. Potrei provare a prendere Saguntum. Se prendo Saguntum almeno posso recuperare, perché sennò questa legione qua, terza Tarraco, ragazzi, per arrivare qui è un macello, è un macello davvero.
Considerate che noi abbiamo anche questi contro, ragazzi. Dai, almeno il champion non ci ha abbandonato. Almeno il champion. Allora, torniamo indietro a questo punto. Da dove scendiamo però? Ah, scendiamo da qua. Scendiamo da qua. Lusitanico ancora. Ok, vedo qui che si stanno potenziando i... Mamma mia, ragazzi, che macello. Che macello. Allora, facciamo così e vedremo nella prossima puntata cosa fare. A questo punto posso fare l'upgrade di qualcosa. Potrei prendermi anche reclutare dei legionari, ma che figurati. Allora, qua dovremmo essere protetti, teoricamente. Io non avevo una spia qui. Ah sì, eccola qua, che ha usato le sue doti bassissime per fare una mazza. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, a questo punto faccio l'upgrade qua. E basta, non ho abbastanza fondi, va bene, ok. E poi direi che a questo turno, incrociando le dita, dove sono i nemici che non li vedo? Fatemi vedere se sono qua le legioni nemiche. Non le vedo. Non le vedo. Vabbè, a questo punto mettiamo d'assedio la città, dai ragazzi, cosa dite? Abbiamo queste legioni, usiamole. Allora. Mamma mia, che bordello, ragazzi. Allora, partiamo con queste, le portiamo al limite della città. Ma prima dichiariamogli guerra, proprio come ultimo... Gli dichiariamo guerra. No, non voglio chiedere aiuto a nessuno. E poi arriviamo qua. Con questi qui. Con questi qua. E via. Si dichiara guerra, perfetto. Non si sono avvicinati abbastanza. Ottimo. Ok, dov'è il limite? Scusate, ma non lo vedo. Facciamo così. Allora ci spostiamo da questo lato. Adesso gli diamo guerra, perfetto. Allora ragazzi, io direi che vado subito a No, 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 ok, scusate, madonna, pensavo di aver fatto un misclick. 80 direi che va bene. Andiamo su modalità di protezione, è sempre 80. Allora andiamo su modalità di protezione, non esageriamo. Ok, ci prendiamo la città, perfetto. Sono veramente contento di ciò. E andiamo però, wow. E andiamo a liberarla. Andiamo a liberare. Così diventerà nostra alleata. Comunque ci darà manforte, ecco. Allora, vediamo, facciamo, perfetto, un accordo commerciale elevato. Recuperiamo un po' di denaro. Diamo loro 3000. Me lo danno? Sì, perfetto. Ottimo, ottimo. Torniamo subito indietro alla velocità della luce. Non so se lasciare una legione qua di supporto. Ecco, adesso finalmente ho comunque un alleato. Poi vabbè, saranno... Sicuramente saranno amichevoli, ma saranno sicuramente contro di noi in un futuro perché sono inaffidabili, bellicosi, figurati. Però almeno sono nostri alleati e ci spostiamo in questa zona qua. Almeno riusciamo a vedere questa zona per ora, vediamo poi quando ci lasceranno andare. Loro hanno comunque un esercito discreto, quindi torniamo indietro. Perfetto. Allora andiamo a potenziare il nostro generale. Sì, no, però andiamo a nord, che la situazione è molto più critica a nord. Qua guarda, ho tutto da potenziare. Ho tutto da potenziare.
qui non posso potenziare niente. We hunger for battle. Questa deve essere una legione fatta a puntino. Fatemi vedere se adesso però magari io posso reclutare qualcuno. Sì, sì. Ah, i legionari non ho abbastanza manpower. Però ce li ho per prendere una cavalleria. Una cavalleria me la prendo volentieri. Questa è dei peregrini, ma in realtà la cavalleria non mi serve. Forse più sta gente mi servirebbe, a dir la verità, però per ora va bene così. Mamma mia, che macello, ragazzi. Che macello. Allora, visto che mi avanzano 2007, usiamoli. Andiamo a fare l'upgrade del generale. At your command. Ok. Generale abbiamo fatto un bel upgrade. Loro gli diamo. Ah, non avevano nulla loro. Mantenimento assolutamente. Più 5 movimento alla campagna assolutamente. E gli diamo qualche upgrade a loro a questo punto, o a loro stessi, questi qua. Facciamo l'upgrade delle legioni. 4 legioni sono. Sì, a questo punto. 1, 2, 3, 4. Ok, abbiamo fatto l'upgrade di 4 di loro. Buono. E niente, ragazzi, finiamo qui questo turno. Disastroso questo gameplay che chissà dove ci porterà il prossimo turno. Io non sto più nella pelle, vi dico la verità. Vedremo dove ci porterà. Qui intanto ci sarà una ribellione, però la città mi sento dire che è abbastanza fortificata. Queste sarebbero da unire, ragazzi, però in 3 turni ho ripristino totale, quindi mi sembra un po' sprecato, onestamente. Andrei a perdere tantissimo manpower e non mi sembra il caso. Vediamo il prossimo giro, come risponderà la popolazione, perché vedo già dei meno importanti. Per ora, però. Fate vedere, forse questo è più problematico, no. In Grecia sembrerebbe tutto abbastanza bene, nonostante l'alta tassazione. Va bene, grazie per essere rimasti con me, gameplay un po' più lungo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.